Buonasera a tutti, volevo ringraziare assolutamente i presenti e soprattutto Don Cesco perché si è prestato a un lavoro, in questo periodo lo sapete sta facendo un doppio lavoro e questo ovviamente visto i tempi, visto quello che sta succedendo anche a livello nazionale, questo è il primo segno il primo pensionato che non potrà permettersi la pensione, Don Cesco. Però volevo spiegare a tutti perché ho colto il segno della delusione da parte di molti, tutto il pomeriggio, anche stamattina, molti che sono venuti e vedevano queste foto che noi con cui abbiamo approntato un po' la piazza della Pescheria. La ragione per la quale vedete una edizione diversa, sicuramente diversa rispetto a quella dell'anno scorso. E la ragione è stata chiaramente detta da Don Cesco, non potevamo permetterci le battee quest'anno come segno di presenza da parte della comunità di Concordia perché è venuto a mancare Monsignor Mascherini. Chiaramente nel mio caso particolare mi duole veramente perché avevo un'amicizia, una stima da parte del Monsignore, in questa occasione era una persona splendida, era una persona che faceva vedere la sua presenza, era una persona di una simpatia unica, avevamo discusso più volte e ripeto è qualcosa che purtroppo mi coglie impreparato in questi casi. Ci tenevamo a mettere il segno della sua presenza, ci tenevamo a avvisare tutti che quella che abbiamo chiamato una limited edition, quella di quest'anno, perché andrà in forma ovviamente così ridotta, però il prossimo anno ripristineremo assolutamente le battee, ripristineremo questa sodalizio con la Proloquio di Concordia, con l'amministrazione concordiese e quest'anno volevamo dare un segno, venendo a mancare l'omaggio classico di ogni anno, e colgo l'occasione per darlo a Don Cesco in rappresentanza ovviamente della Diocesi di Concordia per la mancanza di Monsignor Mascherini. È un piccolo omaggio che rappresentanza della piazzetta Pescheria dove Don Mascherini per tanti anni è venuto e ci ha omaggiato. La ringrazio. Una cordiale buonasera a tutti gli intervenuti. In rappresentanza dell'amministrazione comunale di Portogruaro, ma credo di poter interpretare anche i sentimenti e le volontà del sindaco di Concordia, per dire a tutti, come ha spiegato il Presidente, che questa edizione particolare non è che abbia un minor significato rispetto alle precedenti. Forse a livello di immagine potrà sembrare una edizione ridotta, ma bene ha fatto la Proloco e la parrocchia di Sant'Andrea ad indire questa edizione particolarmente per ricordare la figura e l'opera di un uomo e di un prete che non va assolutamente dimenticata, perché se vogliamo avere nella memoria delle radici precise, credo che il passaggio di Don Pierluigi Mascherini nelle nostre comunità abbia assunto un significato particolare e più volte proprio da questa posizione Monsignor Mascherini ci ha invitati a guardare in alto. Stamattina, se non vado errato, Monsignor Cesco, il profeta Daniele davanti a Nabucodonosor a Babilonia ha detto: impariamo a guardare in alto. Credo che questo insegnamento che ci ha lasciato Monsignor Mascherini sia un insegnamento importante e mai come oggi il nostro paese, la nostra nazione ha bisogno di guardare verso l'alto, perché il momento è delicato, il momento è difficile e abbiamo bisogno di più di qualcuno che dall'alto ci dia una mano. Ci ritroveremo qua il prossimo anno con la nostra bella tradizione, sicuramente portandoci nel cuore il valore, il significato e l'insegnamento di un uomo che non dimenticheremo, ed è per questo che vi invito tutti a un grande applauso per ricordare Monsignor Pierluigi Mascherini.
Desidero chiudere con un'ultima informazione di servizio. È pur sempre una festa e ovviamente la parte organizzativa richiedeva di continuare la festa. C'è il nostro chiosco, ci sarà della musica con i 5 for 1, un ottimo complesso, per cui vi invito a fermarvi e ad allietare la serata. Grazie.